ci saranno 15 giorni appunto con mascherina obbligatoria all'esterno, chiusura dei locali alle 22. È un piccolo sforzo che chiedo di fare a tutti, anche perché i 15 giorni sono calcolati anche sulla base dei 15 giorni di quarantena. Quindi se riusciamo a mantenere tutte e comunque quelle che sono le regole, a rispettarle, dovremo sicuramente uscirne, insomma, negativizzarci, si spera, entro 15 giorni. Santo Stefano e San Pietro di Cadore, le amministrazioni comunali hanno deciso di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e della prefettura ed adottare l'ordinanza che impone mascherine all'aperto e chiusura anticipata dei locali pubblici. Sulla stessa linea anche il primo cittadino di Comelico Superiore, Marco Staunovo Polacco, che pur rammaricato per non essere stato invitato al vertice in prefettura, è intenzionato a seguire comunque l'indicazione dei sanitari con misure restrittive per arginare i contagi. 37 i positivi a San Pietro, 23 a Santo Stefano, 12 a Comelico Superiore. Tutti sono asintomatici, tranne una persona che soffriva anche di altre patologie ed è stata ricoverata. Un focolaio che si è propagato all'interno dei nuclei familiari della valle, estendendosi anche alla vicina Sappada. Una situazione che allarma. È degna di attenzione, ma ad oggi non è preoccupante. Dovremmo essere bravi noi a mantenerla e fare ridurre i focolai con i nostri comportamenti. Mi auguro anche che il focolaio si spenga in fretta e esorto tutti i cittadini a mantenere un comportamento corretto, utilizzare le mascherine e non fare assembramenti e fare quello che ci è stato insegnato negli ultimi 6 mesi.